Allora, scaricate la nostra applicazione, ve lo dico subito, questa volta all'inizio dello spot, RTC Targato Napoli Jukebox, i primi in Italia che vi permettono, attraverso un'applicazione radiofonica, chiaramente, di richiedere le vostre canzoni preferite, perché noi, la musica napolitana, ci facciamo amore. Allora, in ogni momento della giornata, ogni qualvolta che vi scappa la voglia, è molto facile, scaricate la nostra applicazione, se siete Android, e poi entrate nella sezione di tutte le canzoni di Napoli. Lì avete la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita. Se Antonio mi dà una mano, ecco qua, questa è la schermata iniziale che vi ritrovate sullo smartphone nel momento in cui scaricate la nostra applicazione, apritela, avete la possibilità di ascoltare la radio oppure di richiedere la canzone. Potete o scegliere gli artisti, e ci sono veramente tutti gli artisti della musica napoletana, oppure scegliere direttamente la canzone. Attenzione, quando scegliete la canzone ricordatevi di cliccare su prenota, perché altrimenti non succede proprio nulla. Quando avete cliccato su prenota, quindi a prenotazione effettuata, vi appare sullo smartphone questa scritta: prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata. Bisogna aspettare qualche minuto, forse più, e la vostra canzone, quella che avete richiesto, la ascoltate in onda su RTC Targato Napoli. Questo è uno spot ha bisogno di un testimonial, e qui c'è la voce del popolo. E dite come vi pare, c'è la voce del popolo, c'è il re del popolo, c'è il cantante più... C'è il cantante, bello perché i testimonial da dietro fanno gestacci, insomma chiamatelo come vi pare. Adesso ti giro, signori, Anthony, eccolo qua. Salve a tutti. Ah, sei in televisione, prego, buonasera. Come stai? Bene, grazie, sei in televisione, sei in rete e sei veramente nel mondo. Allora, dicevo... E la voce del popolo anche con un grande potere di emulazione, cioè nel senso che molti vorrebbero la voce di Anthony. Non iniziare a fare tutte le tue sviolinate solite. Scusami, fammi fare un attimo un momento presentatore, almeno solo all'inizio. Dicevo, molti vorrebbero la voce di Anthony e in realtà si piglia una voce Anthony, perché si pigliano le canzoni e attraverso le canzoni di Anthony comunicano all'innamorata quello che in realtà non riescono a dire, comunicano ad un amico quello che in realtà non riescono a dire. E così, Anthony, che stia verità, non sto facendo una sviolinata, e penso veramente, usai. Ecco. E poi molti vorrebbero essere proprio Anthony, infatti adesso io ti vedo con questi occhiali e penso di fare No, ma non sono di bellezza, voglio dire. No, e invece i miei sì, infatti pensi fa tutta puntate che è lenta, perché è una sorta di omaggio per te, ecco, perché te si mise lenta, stai benissimo, ho pensato, mo faccio tutta la puntata che è lenta. Sono graduate, non è che sono occhiali... Ho capito, i miei no, invece sono solo per bellezza, per fortuna è l'unica cosa buona che tenga a vista, poi per il resto tutto se ne cade a pezzi. Senti, caro Anthony, con quale canzone napoletana tu hai fatto amore, una canzone napoletana non tua, con la quale tu hai fatto l'amore, insomma, spesso? Dice, ma ci sono tante canzoni fatte, tanta voce d'amore, no? Certo, ognuno di noi. Però io ascolto la musica di più grandi, voglio dire. Dico la verità. Dimmene una con la quale proprio hai fatto l'amore spesso, insomma, più delle altre, un primo posto in classifica. Innamorarsi, devoto come è brutto, si succede. Mauro Nardi, ecco, lo ricordiamo. Una voglio dire... proprio con questa canzone. Poi c'è La mia donna, ne ascolto tante. Mario Trevi. Ecco. Tra l'altro tutte e due le potete richiedere sull'applicazione, sia Innamorarsi sia La mia donna di Mario Trevi. Dico, ma perché poi innamorarsi? Per la voce di Mauro Nardi, per la canzone? Perché è un genere che mi appartiene, voglio dire. Perché quello è il mondo tuo. Sì. Perché tu eri un po' âgé pure quando avevi 16 anni, cioè cantavi cantavi canzoni adulte anche quando eri piccolino. Sì. Mai cantata una roba hip hop? No, non è un genere che mi appartiene. Ecco. Lui ha un repertorio di roba, insomma, di canzoni melodiche, lo dico soprattutto ai cittadini del mondo che non conoscessero non la musica di Anthony, che non conoscessero la musica napoletana, ma questo signore qui ha delle canzoni che veramente quando le ascolti è come sono effetto calamita, perché dici, oh mio Dio, io fino a questo momento senza queste canzoni ho perso tante di quelle emozioni, che poi questo succede a tutti quelli che non si avvicinano solo perché hanno un po'
di puzza sotto il naso, alla musica napoletana. Mi dispiace per voi perché vi perdete un sacco di emozioni e qui ci sono tante canzoni bellissime che meriterebbero tanta promozione, molta promozione di più, e invece solitamente non succede. Per esempio Nisciuno Mai, tu lo sai, Sì. Nisciuno Mai. Aspetta che un attimo, aspetta, devo fare una cosa, non mi seguite, restate sulla bellissima faccia di Anthony, grazie. Perché? No, perché vorrei che mi intonassi qualcosa, ecco, di Nisciuno Mai, proprio un pezzettino. Pino Fontana agevola il meccanismo e tu mi scegli le parole di Nisciuno Mai, quelle che vuoi. No, decidi tu magari la frase che ti piace. A me mi piace, ma io Nessuno mai ti può dare tutto quello che ti deve assai. Sì. Nessuno mai ti può portare un sogno, notte in mano. Nessuno mai può volere bene vera che non è tuo suoi. Tu non lo sai, che nessuno mai gira per un mondo. Grazie, perché io già sono cotto, già sono Grazie, innamorato di te, ma così mi fai crollare. Allora, ecco, che poi dopo magari vari minuti... Non pari minuti e chi? E c'è una cosa Stiamo andando pari minuti, voglio Tesoro, dire. è uno spot per la musica napoletana. Scherzo. Allora, cercatela questa in rete, Nisciuno Mai di Anthony, vi innamorerete. E poi c'è quella lì del Tassì, che è un'altra palla bellissima, una Quella è una palla, canzone, per esempio, che io tra virgolette. cioè sono innamorato di quella canzone. Però magari, ecco, ma succede a noi artisti. Ma quello è un pezzo di successo? No, no. Non è che non è stato ascoltato come volevi, ti dico la verità. Non è andato come volevi. E vabbè, ma poi ci sono... Magari Nessuno Mai è più semplice, come musica invece per vivere te. Però ci sono canzoni che recuperano nel tempo, cioè che probabilmente tra 7 anni... ecco, come fa il Tassì? Non chiamare quel tassi, col microfono... state una poca così. Sì. State canato un po', in dei braccia spogliate, dammi tutte minute. Questa è bella, questa canzone a me piace, purtroppo non va. Ma che purtroppo... Che non va. Lo dice lui. Una se lo dice il cantante che non va, la canzone non va. Certo, voglio dire, non è che non va, magari non è richiesta come io mi aspettavo. Come tu, ecco, avresti voluto. Vabbè, è una tua idea, la rispetto. E poi... Piace pure a me come piace a te, voglio dire. No, ma però penso... non... Sì, ecco, mo ci appiccichiamo perché se è famoso o non è famoso. Allora, e poi c'è per arrivare ad un passato recentissimo, per esempio, Nata parte me. Sempre, agevola Pino, grazie. Ma male che ti voglio ancora, a chi domando come mi è venuto, io rispondo non ci hanno trovato, ma che bugiardo maledetto io. Vabbè. Poi ci saranno ancora tante sorprese. Anche perché ho avuto una promessa da un amico mio, lo dico anche in diretta, sta cosa. Ecco. Non si può tirare, voglio dire. Che è nata qui in questo momento? No, c'è nata, però magari lo dico anche in diretta, sì, si viene meno, però quando ritornerò dico è venuto meno. È una promessa vecchia. Allora, no, però tutte queste canzoni le potete richiedere. Anche perché non è successa mai sta cosa. Cioè, non voglio dire... Però nell'ultimo periodo... Sì. Mi sto innamorando delle sue sue melodie. Il bello, io ho sempre questa roba con Anthony, vi racconto, scusami per chi non ci avesse mai seguito, insomma, è che sembriamo scollegati, cioè nel senso che io sembra intervistato, sto intervistando la Giacca e lui sta andando per fatti adesso, poi stiamo parlando in artista collega, che la gente non lo sa. E dopo vede chi è. Ma no, perché questi sono degli spot singoli, per cui potrebbe essere chiunque. Io ho avuto... chiunque, no? Chiunque. Bene. Allora, dicevamo, tutte le canzoni che ha cantato le potete richiedere anche sulla nostra applicazione, quindi è Nata parte me, Nisciuno Mai, per vivere te e tutto riesta pries. Ecco, come mai gli uomini napoletani vorrebbero la tua voce? Cioè, nel senso, secondo te, attraverso le tue canzoni, gli uomini napoletani che cosa comunicano alle proprie donne? Questa è una domanda proprio difficile, ma visto che tu sei stato a quinta colonna ti puoi permettere questo ed altro, prego. Che significa? No, significa che ti potrei fare anche una domanda politica, quindi ti pregherei di rispondere a una stronzata Non ti rispondo, perché voglio dire, se tu mi inviti in una trasmissione mi parli di politica a me, perché non è... infatti non stiamo parlando di politica. Ma neanche là hanno parlato di politica. Lo so, te ne ha fatta cantare, viva Dio, ecco, però meno male, no, meno male perché nel senso, quelle poche vetrine che ci sono, uno canta, una da cantare. Anche perché non è che parlano sempre bene di noi, però infatti io quando sono stato invitato pensavo che era
che era qualcosa con sfuttori, invece poi in realtà non è stato così. No, invece è stata bellissima, ecco, veramente, beh, salutiamo tutti, Non lo so, tutta la guarda, redazione. non ti so dire, io in verità dico la verità, io ho più amici, io no fan, che fan è una parola un po', però io ho più persone, cioè più uomini che mi seguono che film. E per questo ti dico, per quello che ti dicevo all'inizio, perché gli uomini attraverso le tue canzoni, ma questo lo so per certo perché io ci parlo con gli ascoltatori, riescono a comunicare delle cose perché in certi momenti importanti, fondamentali, non si trovano le parole. Allora tu sei in auto, tu e la tua ragazza, piglio di screndoli. Ci mette per esempio nessuno mai dopo da tutto che non è il coraggio nemmeno. Tu nel momento in cui ci fai sentire a Maria, che sta in macchina del tuo grande amore, nel momento in cui ci fai sentire nessuno mai. Ecco, perché se ci fai sentire da parte mia a Busco, per esempio. Ecco, dipende, poi dipende, no, bravo, dipende dai momenti della vita, no? Ecco. Senti, allora, soltanto una cosa, quando richiedete le canzoni finiscono in una classifica, le canzoni chiaramente richieste sulla nostra applicazione, attraverso la nostra applicazione, tra l'altro la classifica è consultabile, potete vederla, si aggiorna di giorno in giorno, di minuto in minuto, quindi lo potremmo fare pezzot, perché fate tutto voi, cioè nel senso che voi richiedete le canzoni, tutte le canzoni che richiedete finiscono in questa classifica e quindi non si può fare nessun imbroglio. La classifica potete consultarla. La classifica, voglio dire, per noi l'importante è che ascoltano i nostri brani, voglio dire, mica ma guarda la classifica, voglio dire. Beh, c'è qualcuno che... vabbè, ma non è così, per noi è pubblicità, ma chissà prima, che voglio dire... Ma sai, succede pure... Oggigiorno se vogliamo guardare la classifica, ci sono colleghi miei, per esempio, che cantano la musica napoletana, che oggigiorno nelle vendite stanno pure annanzi magari a cantanti italiani, voglio dire. Certo. Cioè, per farti capire, però tu se vuoi guardare che se ne si canta più. Sì, lo so, però tu sai che c'è un gruppo di fan accaniti che per far salire l'idolo, qualunque sia la classifica, poco importa qual è la classifica, se metterla là e richiedono in continuazione. Come? Questo succede anche sulla nostra applicazione. Comunque questa è la classifica, se Antonio la mette un attimo a pieno schermo, questa è una classifica a caso, una tipo, dove tra l'altro vedi sei al secondo posto, in quel momento, in quel giorno, in quel minuto là stavi al secondo posto, cunata a parte me. Allora, senti, stringiamo sulla faccia di Anthony e facciamo lo spot insieme. Come preferisci che io ti suggerisca delle cose? Sì, dimmi magari come un allora, RTC Targato Napoli Jukebox. Dovete entrare nel Play Store, ok? Il telefonino deve essere, lo smartphone deve essere Android. Quindi scaricate l'applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. E siamo i primi in Italia, cioè perché potete richiedere le vostre canzoni preferite. Questo se lo dici tu mi fa piacere. Allora, dobbiamo ricapitolare. Allora, RTC Targato Napoli Jukebox, scaricate l'applicazione e potete richiedere la vostra canzone preferita. E l'ascoltate in onda. Certo. Gratuitamente. Perché non si piglia i soldi dopo va pure a noi. No, non si paga un centesimo. No, dicevo. Sì. Per farti capire, no? Se poi magari fai un pensiero ci rimane in cassa una meno lira, ce l'era pure a noi. Mo ci roviniamo che si ha. Ecco, avevamo fatto uno spot, insomma, in parte quasi meraviglioso. Bene, senti, allora, intanto lui è fantastico perché lancia un disco, però poi fuori dal disco fa 40 duetti, 40 singoli, 40 duetti, per cui se cercate... poi succede che pure un duetto, per esempio, magari va meglio di tutto il disco lì. Ma uno fa delle scelte, sa ad assumere pure responsabilità, perché secondo me è successo. Non qualche duetto, ma secondo me che qualche singolo in quest'ultimo periodo ti stia dando più soddisfazione del canzone Rodisc è successo, perché per esempio penso ad una canzone a caso che si chiama Dui Frat, che è nata in una casa in realtà. È la verità. Come fa il ritornello di Dui Frat? Col microfono se Pino agevola. Come ha differato, pensavi poi siete cresciuti, mai nessuno va stese la mano, e mo siete tornati per vincere. Come a Dui Frati. Anche se non è un tema che ti... No, però devo dire che questa è una delle canzoni più richieste dell'applicazione. Poi, sinceramente, quello che piace a me non è che la gente... No, ma ti dico la verità, era un singolo che è nato così. Veramente, ti dico la verità. Sì, però ci sono canzoni, adesso visto che dice le cose poi uno le deve anche motivare, roba varia, ci sono canzoni dal tema molto marcato che io non gradisco e ci sono invece altre canzoni del genere che trattano un tema come questo con un po' di distacco, che male non è. Ma sai perché? Perché permette anche ad altri che vivono situazioni diverse di affezionarsi ad una canzone, perché se una canzone trasa troppo rinda nicchia, piglia solo che la nicchia là. Certo.
Sono stato chiaro? Sì, A chiarissimo. nicchia tutta a posto. Sì, prima di salutarci volevo salutare Ginseria a Qualiano, Piazza Kennedy numero 2, mi ha fornito, non gli occhiali, per questo li ho tolti, giacche e gilet, grazie veramente, l'abbigliamento è casual e veste tutti gli uomini della campagna. Noi mi auguro di vederti presto, Grazie a te. fai belle cose, io ti voglio sempre molto bene, questo lo dico anche ai cittadini del Anche mondo. io ti ringrazio sempre che mi tieni presente nelle tue cose. Ormai sei veramente... Nei tuoi programmi. Non è possibile pensare alla musica napoletana senza pensare a te. Sì, vabbè. Ma, insomma, chi sta non morire mai? No, ti credo, però voglio dire senza pensare, voglio dire... Allora, questo è un pensiero personale. Ok. Datemi una telecamera, grazie. Non si può non pensare alla musica napoletana senza pensare alla voce di Anthony. Lo devo firmare? No. È un fatto mio personale. Grazie. È stato buono, ma figurati. Cioè.